Operazione della Guardia di Finanza di Venezia su vini falsamente etichettati, DOC e IGT, 3 arresti, 60 indagati in tutta Italia, un'indagine partita da Treviso. Inchiesta su operai morti e malati per esalazioni tossiche, i carabinieri del NOI sequestrano lo stabilimento della Marzotto Marlane di Praia, dismesso nel 2004, alcuni degli ex vertici indagati. Nel 2011 stuprò una studentessa in stazione a Treviso, un caso che fece scalpore in città. Da 2 settimane il responsabile, il colombiano Zuluaga, è un uomo libero ed è polemica. L'apprezzata presenza dell'ex assessore Renato Chisso ad un convegno di Forza Italia a Bassano agita la maggioranza in regione. L'attacco del capogruppo della Lega, Forza Italia scelga conquistare. 5 auto a fuoco nella notte nel parcheggio di un residence di Preganziol Trevigiano, caccia al responsabile a Verona, un altro rogo in un capannone. Caso ex popolari, in linea comune dei sindaci di Montebelluna e Vicenza affinché le sedi storiche non vengano vendute all'asta ma diventino patrimonio pubblico. Rubano le offerte alla grotta di Lourdes nel santuario francescano di Chiampo, 2 veronesi cinquantenni pizzicati ed arrestati dai carabinieri. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. L'avete dunque sentito dai titoli. In primo piano la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza di Venezia su vini falsamente etichettati DOC e IGT, 3 arrestati, 60 indagati in tutta Italia, un'indagine partita da Treviso nei guai un'azienda vinicola di Salgareda. Sentiamo. 3 arresti, 2 misure, 2 obblighi di dimora, 23 milioni di euro sequestrati per una maxi frode in commercio e evasione fiscale e riciclaggio in cui sono coinvolti 60 indagati. Maxi frode fiscale nel settore vinicolo. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, è nata da una verifica del nucleo di polizia tributaria di Venezia. Da un controllo fiscale nei confronti di un'impresa di Treviso, nel corso dell'accesso abbiamo individuato siamo accorti che oltre 81.000 bottiglie erano state etichettate falsamente, le abbiamo sequestrate e da lì, attraverso le indagini finanziarie e riscontri contabili, abbiamo scoperto la frode a livello nazionale e estero. I reati sono di associazione a delinquere transazionale finalizzata all'evasione fiscale, alla frode in commercio e al riciclaggio. Tra le persone coinvolte anche imprenditori veneti. Principalmente soggetti che sono nati o residenti in provincia di Treviso, ma anche alcuni in provincia di Padova e di Vicenza. Si tratta di un'organizzazione che aveva venduto in Italia e all'estero del vino da tavola, falsamente etichettandolo DOC e IGT. Il prodotto veniva venduto a nero ad imprese italiane e all'estero in evasione d'accisa. Le perquisizioni eseguite nei confronti della rete di società risultate coinvolte hanno permesso di sequestrare in tutto circa 150.000 bottiglie di vino fraudolentemente etichettate, documentazione contabile ed extracontabile attestante il trasporto di ingenti quantitativi di vino verso il Regno Unito, il Belgio e la Germania. L'indebito risparmio d'imposta per le cessioni operate dall'organizzazione all'estero è stato quantificato complessivamente in oltre 12 milioni di euro. Per effetto del sistema di frode, inoltre, le imprese italiane coinvolte hanno omesso di dichiarare ricavi per oltre 25 milioni di euro ed evaso l'IVA per oltre 7. Nuova inchiesta sugli operai morti o ammalati alla Marzotto Marlane di Praia di Mare in Calabria, indagati alcuni ex vertici del gruppo. Sentiamo. I morti della Marlane chiedono ancora giustizia. Nemmeno il tempo di assorbire il colpo della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che 3 giorni fa ha visto assolti 12 imputati del processo per la morte di 94 operai e la malattia di 65, ed ecco la nuova inchiesta che coinvolge lo stabilimento della Marzotto Marlane di Praia Mare, dismesso nel 2004. Indagine della Procura di Paola sul decesso di altri 30 operai e la malattia di altri 12, provocati, secondo l'accusa, dalle esalazioni tossiche sprigionate dalle sostanze usate nella produzione. Un'inchiesta che ha portato i carabinieri del NOE a sequestrare lo stabilimento stamane. 7 le persone indagate per i reati di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose. L'ex sindaco di Praia Mare, Carlo Lo Monaco, coinvolto in qualità di responsabile dello stabilimento dal 2002 al 2003. L'ex amministratore delegato del gruppo Marzotto dal 97 al 2001, Silvano Storer. Il responsabile dello stabilimento dal 96 al 2001, Vincenzo Benincasa.
il responsabile del reparto tintoria dall'89 al 2003, Salvatore Cristallino, l'amministratore delegato e vicepresidente della Marzotto SPA dal 2001 al 2004, Ernesto Antonio Favrin, il responsabile dello stabilimento dal 2003 al 2004, Attilio Rausse, e il responsabile del reparto finissaggio dall'86 al 2004, Ivo Comegna. I carabinieri hanno sequestrato anche l'area posta tra l'opificio e il lungomare Sirimarco di Praia Mare e la cisterna per le acque posizionata a monte. Proprio in queste aree sarebbero state riscontrate infatti delle anomalie magnetiche che potrebbero essere legate a masse ferromagnetiche nel sottosuolo. Un dato che secondo la procura viene messo in correlazione con le dichiarazioni di alcuni ex lavoratori della Marlane che, sentiti come persone informate dei fatti, hanno sostenuto che i rifiuti provenienti dalle lavorazioni dello stabilimento venivano interrati in buche sul lato mare. Da 2 settimane è un uomo libero. Parliamo del colombiano che nel 2011 violentò una studentessa in stazione a Treviso. Il caso fece un grandissimo scalpore. Sentiamo. Julio César Aguirre Zuluaga, il 31enne colombiano che nell'ottobre del 2011 aggredì e violentò tra via Dandolo e la stazione dei treni una giovane studentessa di 21 anni, è già stato scarcerato. È uscito dalla cella in cui era detenuto nel carcere di Piacenza lo scorso 15 settembre. Da poco meno di 2 settimane il loco, il pazzo, come era soprannominato per episodi precedenti a quel gravissimo fatto di cronaca, è tornato un uomo libero. Era stato condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione, di fatto ne ha scontati poco meno di 6. Il caso aveva sconvolto Treviso e tenuto la città con il fiato sospeso nei lunghi giorni delle indagini. La violenza avvenne alle 7 del mattino, poi Zuluaga cercò di dileguarsi, riconosciuto da un agente della Polfer dalle scarpe che indossava. Venne cercato in lungo e in largo, ma aveva già preso la via della Francia, dove voleva sparire entrando nella legione straniera. Venne rintracciato grazie a un'intercettazione dalla squadra mobile e arrestato quando ormai l'arruolamento sembrava cosa fatta. Un mese dopo venne estradato in Italia, quindi il processo, con la sua giovane vittima sempre presente, lucida nel ricostruire l'accaduto, determinata a vedere condannato il suo aguzzino. Vittima che oggi, laureata e specializzata in criminologia, sta per tentare l'ingresso in polizia. Una pena esemplare, la detenzione a Santabona, poi a Pordenone, infine a Piacenza. Ad aspettarlo fuori dal cancello non c'era probabilmente nessuno. La madre e la fidanzata si erano rifiutate di riprenderlo in casa. Lui stesso sapeva che a Treviso non avrebbe avuto vita facile, dove si trovi ora non si sa. Chi lo conosce non esclude che possa davvero arruolarsi nella legione straniera e sparire veramente questa volta sotto quel falso nome che già tentò di usare 6 anni fa, Zico Duarte. 6 anni scarsi di reclusione e conto con la giustizia saldato. Questo è il potenziale ritorno nella Marca di Zuluaga. Provocano la reazione negativa sia dei cittadini che delle forze politiche. Sentiamo. Fuori dal carcere ma senza documenti, revocati a Milano quando le forze dell'ordine francesi lo consegnarono a quelle italiane. Un irregolare sul territorio, questo è oggi Zuluaga, e anche per questo motivo potrebbe scegliere di andarsene dall'Italia, da cui in caso di controllo rischia l'espulsione. Treviso e la Marca sarebbero per questo motivo una zona a rischio per lui, ma nulla vieta che ci torni. La notizia della sua scarcerazione viene accolta negativamente innanzitutto dai cittadini. Io penso che lui dovrebbe stare un po' di più, così non lo so se adesso lui ha reso conto di quello che ha fatto. Non va bene. Troppo poco? Sì. Penso di sì, senza ombra di dubbio. Si spera che magari abbia imparato la lezione, però la sicurezza non c'è mai, insomma. 6 anni di reclusione scarsi, la seconda condanna a suo carico per violenza su un'amica della madre è risultata per motivi tecnici non eseguibile, conto con la giustizia saldato. Effettivamente lui la pena l'ha scontata, fa impressione. Io penso che quella ragazza che ha subito la violenza sicuramente sia molto turbata dal fatto che dopo 6 anni si è risolto tutto, mentre lei per tantissimi anni e penso per tutta la vita porterà questo segno negativo. Più drastico lo sceriffo Gentilini. Con obbrobrio della giustizia, per quel personaggio condannato a 7 anni e poi beneficiato di certi favori, quello non doveva essere evirato, castrato e prendere 20 anni di galera, perché non è giusto che le persone stuprate tornino in piazza a vedere quei personaggi. Questo qua, appena liberato, doveva essere accompagnato al confine ed espulso.
Renato Chisso partecipa a un evento di Forza Italia e in regione esplode il caso. La Lega, avvertono gli alleati, o noi o lui. Il trionfale ritorno dell'ex assessore regionale Renato Chisso a una serata organizzata da un gruppo di sostenitori di Forza Italia a Bassano del Grappa. Argomento infrastrutture e trasporti, proprio ciò di cui Chisso si occupava a Palazzo Balbi prima di venire coinvolto nell'inchiesta Mose e patteggiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Secondo alcuni testimoni, l'ex assessore sarebbe stato accolto con un'ovazione al suo ingresso in sala, accompagnata da apprezzamenti per il lavoro svolto. A dir poco infastidita la reazione del capogruppo leghista in regione Nicola Finco. Io oggi ho chiesto a Forza Italia regionale di chiarire questa posizione, perché dove c'è Renato Chisso non c'è la Lega. Se Forza Italia ha ancora intenzione di girare il territorio, girare il Veneto, portando come modello il sistema Galan-Chisso, ovviamente è una scelta che fa Forza Italia, ma che noi come Lega non possiamo assolutamente condividere. Quindi spero di vedere presto delle smentite, delle prese di posizione e anche una presa di distanza nei confronti della serata organizzata l'altra sera. Mentre il diretto interessato smentisce seccamente le voci di un suo imminente ritorno alla politica, la Lega dunque avverte: questo tipo di uscite sono incompatibili con l'alleanza tra i due partiti. Chisso oggi è un uomo libero, può andare dove vuole, girare quanto vuole il Veneto. Sicuramente non è un modello di pubblica amministrazione, non è un modello da seguire, quindi se Forza Italia vuole seguire Chisso faccia come creda, però ovviamente noi non li seguiremo di sicuro. Ed ancora cronaca, un incendio divampato nella zona industriale di Verona all'interno di un capannone adibito a magazzino di articoli per la casa. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute da Verona a Trento e con i volontari di Bovolone utilizzando una decina di automezzi antincendio, tra cui 2 autoscale e 3 autobotti. I 18 pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno interessato l'intero deposito di oltre 1000 metri quadrati che è andato completamente distrutto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco. Ed un altro rogo in via Monti del Sole nel quartiere di Borgo Fiorito ha svegliato di soprassalto i residenti del quartiere. Siamo a Preganziolo in provincia di Treviso, in fiamme 5 auto sul posto, i Vigili del Fuoco e di Carabinieri, probabile la matrice dolosa. Ore 5 del mattino, via Monti del Sole. Le fiamme stanno divorando 5 auto di residenti nel quartiere di Borgo Fiorito. Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte immediatamente sul posto, hanno lavorato fino alle 8 per spegnere l'incendio e per mettere in sicurezza la zona. Le fiamme hanno completamente divorato 3 vetture, altre 2, parzialmente danneggiate, vanno comunque demolite. Questa qui, la Fiat 600. Purtroppo è da buttare. Purtroppo è da buttare, cioè come vede non si può recuperare. Qui c'entra il dolo, purtroppo. La supposizione che un po' tutti ci siamo fatti è quella. L'ipotesi principale è appunto che qualcuno possa aver appiccato l'incendio, però queste sono solamente supposizioni che facciamo noi, però poi lo stabiliranno i carabinieri, le autorità competenti. Più sfortunato di tutti un agente di commercio che nell'incendio ha perso ben 2 auto, una Volkswagen Tiguan e una Ford Fiesta della moglie. 2 autovetture, una che ha 4 anni, l'altra meno, però sono 2 autovetture. Un danno ingente. Sì. Le cause del rogo sono al vaglio dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Treviso, che hanno provveduto a mettere i mezzi sotto sequestro. Che si tratti di un rogo doloso è praticamente certo. Per i residenti il gesto di un piromane potrebbe essere legato al clima che nel villaggio non è dei migliori. Non si vive in un paesello idilliaco. Fatti del genere un po' ti sconvolgono. Dissapori tra vicini, schermaglie e fraintendimenti che potrebbero essere all'origine di un atto vandalico che ha causato decine di migliaia di euro di danni. Potrebbero ricapitare sempre se questo condominio, che non voglio dire che condominio è, mettessero qua delle telecamere, questo non sarebbe successo, o sarebbe successo ma almeno avremo qualche indizio. Siamo alle Banche Venete, che vede una linea comune tra le amministrazioni delle città legate a Popolare, Vicenza e Veneto Banca, sindaci Variati e Favero uniti nella volontà che le sedi storiche non vengano vendute all'asta ma diventino simbolo di questa disfatta veneta. Sentiamo.
I soci si sono visti sparire tutti i risparmi. Quella sede è prima di tutto loro. I soci sono quelli delle banche venete e gli edifici sono il Vicentino Palazzo Thiene e l'ex Teatro Comunale di Montebelluna, oggi meglio conosciuti come le sedi storiche ed istituzionali delle ex Popolari Venete, finite con molti altri immobili nella lista dei fallimenti di Popolari Vicenza e Veneto Banca. Nelle mani dello Stato, rappresentato dal commissario liquidatore, e non quindi tra i beni che la banca intesa ha scorporato nell'affare da €1 tutto compreso. Due simboli che i sindaci delle rispettive città dove le due secolari banche sono nate vogliono trattenerli dalla vendita per farne beni pubblici ma anche monumenti in ricordo della disfatta economica per migliaia di risparmiatori, come sottolinea il sindaco di Montebelluna Marzio Favero. Mi sono già sentito con Achille Variati, sindaco di Vicenza, e anche col sottosegretario Baretta, però voglio dire una cosa con grande chiarezza. Stiamo parlando di un bene immobile che appartiene moralmente ai soci di Veneto Banca. Ecco perché è con loro che prima di tutto ci dobbiamo confrontare, perché è giusto che sia la loro voce a essere udita in prima istanza per capire se ritengono importante avere almeno un riconoscimento morale, visto che quello finanziario non è arrivato. E che per molti non arriverà mai, soprattutto dopo che a capo della tanto sospirata commissione parlamentare da ieri siede l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, cofondatore nell'aprile del 1994 del Centro Cristiano Democratico con Flavio Trinca, dal 97 presidente di Veneto Banca ed ora tra gli indagati della magistratura. Mi pare che il concetto del conflitto di interessi sia estraneo alla cultura italiana. Abbiamo un Viola che è stato nominato liquidatore dopo che è stato amministratore della banca. Chiaro il sarcasmo dell'avvocato Andrea Arman dell'associazione Don Torta per una commissione convocata a pochi mesi dallo scioglimento delle Camere e dalle elezioni. L'ennesima beffa per gli azionisti. Da risparmiatore come presidenza non ho mai avuto fiducia in Casini, perché è sempre salito nei carri in corsa. È come mettere la volpe a guardia del polaio. La bandiera del Veneto è sparita dagli uffici pubblici statali presenti in città, mentre c'è ancora in quelli di comune e provincia. Il prefetto Franceschelli spiega perché è stata ritirata. È scomparsa dagli uffici pubblici dello Stato, è rimasta su quelli degli enti locali. La bandiera del Veneto, con il vessillo dell'Evangelista Marco, da qualche giorno è stata rimossa da molti palazzi dello Stato. Non c'è fuori dalla Banca d'Italia, dal comando interregionale dei Carabinieri di Prato della Valle e dal vicino circolo ufficiali. Curioso come a Palazzo Santo Stefano, sede di provincia e prefettura, c'è, ma solo sul lato esterno dell'ente locale, mentre i corridoi dell'ufficio del governo sono bardati del solo tricolore. L'esecutivo ha infatti impugnato la legge regionale che obbliga l'esposizione della bandiera veneta in tutti gli uffici pubblici e la prefettura si è allineata. Sugli enti locali la regione ha libertà di legiferare, già oggi ci sono, quindi sugli uffici pubblici aspettiamo la sentenza che la Corte Costituzionale darà, l'esito che sarà all'impugnativa che il governo ha deciso di fare. In attesa della sentenza rileviamo il diverso comportamento di due scuole statali. Fuori dal liceo Tito Livio la bandiera c'è, fuori dal Fermi no. Insomma, sulla bandiera di San Marco è tutta una giostra. La viaria raggiunge il Vicentino, sono previsti oltre 100.000 abbattimenti selettivi con danni enormi per le aziende del territorio. Dopo Verona e Padova, la viaria colpisce anche il Vicentino. Da ieri il virus ha contagiato 8.000 anatre e 30.000 tacchini di due allevamenti a Campiglia dei Berici e Poiana Maggiore. Il loro destino è l'abbattimento, decisione presa dai veterinari dell'ULSS Vicentina. Ma non finisce qui. Ora la procedura prevede l'uccisione preventiva di 52.000 tra polli e tacchini e altre 8.000 anatre. Sono quelle che si trovano nel perimetro di 3 km dal focolaio originale. Zone ad alta densità di allevamenti, si prevede uno sterminio di oltre 100.000 capi, con grossi danni per le aziende del territorio. Oltre al danno dell'abbattimento c'è pure quello dello stop forzato. Il problema grande è che comunque il periodo di sosta, una volta abbattuti gli animali, vanno a incidere fortemente sugli allevamenti, perché magari sono allevamenti che hanno fatto investimenti per il benessere animale, per rinnovare, e si trovano magari a rimanere vuoti per qualche mese, per cui perdita di reddito, è un altro colpo all'economia agricola del Vicentino.
L'Istituto Zooprofilattico di Legnaro ha avviato un'indagine per capire come sia esplosa l'epidemia di aviaria a Campiglia, in un allevamento considerato tra i più sicuri. Ma se non si corre ai ripari subito, la situazione non è destinata a cambiare. Ci vuole una strategia, perché ormai non sono più focolai sporadici, ma è ormai una prassi avere il problema dell'aviaria, e di conseguenza bisogna sicuramente mettere in atto un programma ad ampio respiro. Il deputato del PD Francesco Ginato interviene sull'abbattimento precauzionale. Ho interessato sin da subito il ministro delle politiche agricole e forestali Maurizio Martina. Sto lavorando perché gli indennizzi siano erogati con la dovuta celerità e possano essere estesi nel loro utilizzo. Questa è la cosa più veloce da fare, perché effettivamente sono aziende attive, sono aziende che continuano a investire per il benessere, per il miglioramento dell'impresa, e di conseguenza hanno fortemente necessità di essere indennizzate. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Siamo nel Vicentino, rubavano le offerte alla grotta di Lourdes nel santuario francescano di via Pieve a Chiampo. I militari hanno messo le manette ai polsi di 2 italiani. Sentiamo. Sono 2 italiani di 58 e 48 anni, i ladri di offerte votive alla grotta di Lourdes al santuario francescano a Chiampo. Da qualche giorno i militari tenevano sotto controllo il luogo sacro in attesa che i ladri colpissero, e alla fine l'attesa è stata premiata. I militari di Valdagno hanno stretto le manette ai polsi di Gianni Zerlini, Mantovano e Vittorio Pace Campano. Il metodo era ingegnoso. Aspettavano che la grotta si svuotasse di fedeli e poi, muniti di un bastoncino alla cui estremità era stato fissato una striscia di adesiva, con pazienza estraevano il denaro dalle cassettine. Quando sono stati bloccati erano riusciti ad esportare già una discreta somma, 122 euro. I 2 sono stati condannati a 4 mesi di reclusione e al pagamento di 120 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale, quindi sono stati rimessi in libertà. Ci spostiamo a Padova. Contro il tram in ordine sparso, una parte dei commercianti e residenti di via Facciolati chiede di cambiare il progetto e spunta chi sulla rotaia è già inciampato ed è rimasto ferito. Sentiamo. Tutti uniti facciamo forza e possiamo fare qualcosa. L'unione fa la forza, ne sono convinti un gruppo di cittadini, e così dopo la raccolta firme ecco la prima manifestazione pubblica in strada contro il progetto del tram in via Facciolati. Una cinquantina di persone, per lo più commercianti, alle quali si è unito Gino De Paoli, presidente del comitato, che raccoglie le persone che si sono ferite cadendo sulla rotaia del tram. Il pericolo è la rotaia, è chiara, no? Nei posti dove c'è la promiscuità, perché il comune ha messo i cartelli di non transito sulle riviere per le biciclette e le va tutto bene. Se passa una moto o in posti dove c'è la possibilità di passare in promiscuità, se cadono questi qua dovrebbero mettersela via praticamente, no, devono fare denuncia. Qui 4 punti al sopracciglio, poi botte sulle braccia, sulle ginocchia, e quindi non ho ricevuto nessun risarcimento. Per il momento è soprattutto una protesta, c'è chi non vuole il tram, chi vuole l'autobus elettrico, chi vuole spostare il percorso lungo le vie parallele. Ho un negozio, un'attività di parrucchiera che svolgo da 17 anni in via Facciolati. Abbiamo bisogno di soluzioni, non di problemi, sappiamo che esistono e allora vogliamo le soluzioni. State discutendo di che cosa? Il problema ovviamente attuale è quello del tram. Cos'è che vi preoccupa? Ci preoccupa ovviamente che quello che abbiamo già visto in altri quartieri, vedi Guizza, io sono nato alla Guizza ma non la riconosco più. Sono commerciante, ho un'attività in via Crescini. Via Crescini nel nuovo progetto delle Lorenzoni dovrebbe costituire lo sfogo naturale al secondo binario per il transito del tram. Io sono preoccupato. Con i lavori bloccheranno un po' tutti, ovviamente clienti, che noi peraltro abbiamo anche clienti che vengono da fuori Padova, saremo veramente penalizzati. Lo mandiamo in via Canestrini, meglio? Andrebbe bene lì o no? Sì, sicuramente. E poi c'è chi lavorava lungo il percorso della linea 1, si è trasferita in via Facciolati e pensava di non incontrare più il tram sulla sua strada. Sono una reduce perché prima io lavoravo in corso Vittorio Emanuele, dove è stato fatto il tram. Io ci sono passati, infatti non lavoro più là, ci sarà un motivo, ho dovuto sono stata licenziata anche per motivi economici. Siamo in conclusione, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione d'attualità 20 e 10, in studio Roberto Gricoletto, vice sindaco di Treviso, e Mario Conte, capogruppo della Lega Nord di Treviso. E questa era proprio l'ultima notizia, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata.
Prosegue il bel tempo stabile sulle nostre regioni. Vediamo insieme le previsioni per giovedì 28 settembre. Sul Veneto tempo asciutto e con ampio soleggiamento, una maggiore nuvolosità è attesa sui settori alpini, sulle alte pianure e sulle aree occidentali, ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 20 e i 23 gradi, valori minimi tra 11 e 15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo bel tempo prevalente con ampio soleggiamento ovunque, possibili soltanto un po' più di nubi irregolari sui settori alpini e sulle alte pianure, ma saranno del tutto innocue. Temperature massime tra 22 e 23 gradi, minime tra 12 e 13 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sulla nostra regione continua ad essere stabile e soleggiato, anche se va evidenziata una parziale nuvolosità. Temperature massime previste tra 24 e 27 gradi, valori minimi attesi tra 12 e 15 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci.